Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, settimana che si apre con un po' di tensione sul fronte sentimenti. La bella Venere all'opposizione vi renderà piuttosto suscettibili nei confronti del partner. Qualche novità interessante si appresta a presentarsi sul fronte lavorativo. Importante misurare bene le parole nel relazionarvi con chi sarà dall'altra parte. Toro, giornata che vi vede divisi su due fronti. Da una parte c'è la rigenerante energia di Giove che vi accompagnerà in ambito pratico con occasioni da sfruttare al massimo. Dall'altra le stelle del sentimento che potrebbero rendervi piuttosto possessivi nei confronti del partner. Sta a voi ora ricercare un sano equilibrio. Gemelli, protagonista di questo lunedì la luna all'opposizione. Le cose sembreranno inizialmente andare tutte storte, ma non dateci troppo peso. Un nuovo capitolo della vostra vita si prospetta all'orizzonte. Non mettete da parte la vostra ambizione, sarà il carburante per il raggiungimento dei prossimi obiettivi. Cancro, scontri e incontri aprono per voi questa settimana. Se da una parte Venere in quadratura vi porta a riflettere su una certa relazione sentimentale, dall'altra Marte vi fa energici e pieni di voglia di fare. Dosate bene però questa ritrovata energia, non esagerate o la consumerete prima di raggiungere i risultati sperati. Leone, pazienza, pazienza e ancora pazienza. Questa è la parola chiave per affrontare la settimana. Le cose potrebbero non procedere come avevate preventivato, ma un imprevisto potrebbe invece portarvi a una trasformazione decisiva e vantaggiosa per la vostra vita. Cercate di dirigere le situazioni a vostro favore. Vergine, settimana che si prospetta fortunata sotto il punto di vista dei sentimenti. Dall'amore alle amicizie più strette, la situazione con la bella Venere in aspetto favorevole e in netta ripresa. Nelle relazioni nate da poco puntate sulla sincerità, se son rose voi saprete come farle fiorire. Bilancia, la situazione generale si sta dirigendo pian piano verso un deciso miglioramento. Questa settimana arriva la spinta di Mercurio favorevole che vi invita a puntare su un maggiore ottimismo nella costruzione di nuovi progetti. L'amore rimane nota dolente e il dialogo sarà fondamentale per evitare fraintendimenti. Scorpione, una forte aria di cambiamento soffia nel segno. In fondo siete tipi a cui piace stravolgere alcuni ambiti della vostra vita per ricostruire le diverse situazioni con nuovi aspetti. Questa volta però vi toccherà pazientare per i risultati. L'attesa da un lato vi infastidisce, ma sappiate che vi rende più forti. Sagittario, un cielo favorevole segue oggi i vostri passi. Giove e Saturno si fanno alleati fondamentali per calibrare le vostre prossime mosse in campo lavoro-studio. In generale però tornerete comunque a guardare la vita in modo costruttivo. Attenti solo ad usare bene le vostre energie perché non avete più Marte favorevole. Capricorno, inizio settimana che vi vede ancora protagonisti di belle novità. Venere in congiunzione infatti pronta a regalarvi belle emozioni in campo sentimenti. Spesso molto concentrati negli obiettivi professionali tendete a non lasciarvi andare ai doni che gli affetti hanno in serbo per voi. Ora è il vostro momento. Acquario, anche per voi le belle novità non mancano. Vivrete un momento di grande forza con Mercurio, Giove e Saturno in congiunzione e pronti a regalarvi le occasioni che stavate aspettando. Marte, deciso ma opposto, si farà stimolante e vi aiuterà a valutare ogni mossa in modo concreto. Si prospettano ottimi risultati. Pesci, innamorati dell'idea dell'amore con Marte e Venere favorevoli, sono in arrivo belle conferme per i cuori solitari e le coppie che ritroveranno una bella serenità uno nelle braccia dell'altro. Anche in campo professionale ottime notizie, riuscirete a ritrovare energia e concentrazione per portare avanti i vostri progetti. È tutto per il nostro oroscopo di questo inizio settimana, vi auguriamo buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0